Mancano una quindicina di secondi al via alla quarta corsa, una prova per cavalli di 3 anni, un vincitore di 10.000 euro in carriera, prova in cui Emilia è favorita, numero 5 dello schieramento, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata per Afrim Schmidra al training. 1,75 la quota sul campo, l'alternativa Eppi, allievo di Gianmarco Sarzetto. Andrea Farolfi ha sgambato molto bene, è stato seguito al gioco, 3,25 sul campo. A 6, numero 1 di Explosive Girl LF con Roberto Vecchione, 9 per Escobar Jet, Riccardo Pezzatini, gli altri sopra il 30 contro 1. L'autostart inizia a raccogliere i partecipanti, andiamo a leggere il campo completo dei partenti. All'1 Explosive Girl LF, 2 Eppi Cadaghi, 4 Escobar Jet, 5 Emilia, 6 Eppi, in seconda fila 7 Elomar, 8 Excellent Bun, 9 Eva Light. Autostart entra in dirittura, si prepara al lancio. Emilia allo stacco della macchina, prova ad andare subito a condurre nei confronti di Explosive Girl LF, scende alla corda in vantaggio. Terza posizione per Elomar, ha sbagliato Eppi. Quarta in corda Eppi Cadaghi che precede Excellent Bun, quindi Eva Light di fuori Escobar Jet. 15,2 il lancio per Emilia che si è installata al comando, mentre viene via dalla quinta posizione Excellent Bun che risale il gruppo allo scoperto, si porta in scia Eva Light. 31,2 per il primo quarto di gara. Emilia al comando, Excellent Bun di fuori, lungo la corda Explosive Girl LF, seconda pariglia per Eva Light che precede Escobar Jet, terza in corda Elomar avanti ad Eppi Cadaghi. Questi i 7 partecipanti rimasti nel gruppo che passa davanti alle tribune. Emilia guida con accanto Excellent Bun, poi alla corda Explosive Girl LF con accanto Eva Light, Elomar ed Escobar Jet alla retroguardia Eppi Cadaghi. 31,5 anche il secondo parziale, si continua ad andare piano. Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata guida Piacimento con la figlia di Napoleon Barra, transita il primo chilometro in 1,18,5. Excellent Bun sempre proteso al suo esterno, alla corda rimane Explosive Girl LF, seconda pariglia per Eva Light. Poi Elomar ed Escobar Jet, non cambia assolutamente nulla, nessuno mette il naso in terza corsia. E così, paletto in 15 per la retta di là. Emilia in vantaggio, muove ora Eva Light che prova ad aggirare Excellent Bun che è di fuori. Alla corda viaggia Explosive Girl LF avanti ad Elomar quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. 15,5 per la piegata, è in vantaggio Emilia che allunga secca. Emilia in vantaggio, Explosive Girl si ingamba al suo esterno, Emilia è ancora davanti, Emilia si salva da Explosive Girl LF, al terzo posto corda a corda Elomar, 1,17 ragguaglio cronometrico, 31 la chiusa, la vittoria di Emilia. Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata per il training di Afrim Schmidra, i colori dell'azienda agricola Caracciolo, vittoria per la figlia di Napoleon Bar e Opera Prima F, che in percorso di testa si difende nel finale da Explosive Girl LF, che ha perso un po' la camminata quando ha spostato, si è un attimo disunita, ha perso una mezza lunghezza, poi è tornata bene, ma Emilia era in controllo. VP dell'Annunziata, Afrim Schmidra, l'azienda agricola Caracciolo.